Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di martedì 21 giugno 2022. Cortina bandiera nera di Lega Ambiente, una certificazione negativa che l'associazione ambientalista ha assegnato al Comune e con esso anche alla Regione Veneto per la decisione di voler ricostruire la pista da bob in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Un'opera per la quale saranno inevitabili, spiega Lega Ambiente, un aumento del consumo di suolo e l'abbattimento di alberi. Dito puntato anche contro i costi dell'operazione, inizialmente stimati in 47.712.000 euro e ora lievitati a 61 milioni. Soccorso alpino in azione ieri sera attorno alle 21:15 per una coppia di escursionisti in difficoltà sul Civetta. I due, 42 e 34 anni di Rovigo, avevano perso la traccia del sentiero in fase di discesa dopo essere saliti in vetta dalla ferrata degli Alleghesi con l'intenzione di raggiungere Malgagrava. Rimasti bloccati hanno allertato i soccorsi, riusciti a individuarli e a riaccompagnarli a Palafavera, dove i due avevano lasciato l'auto. L'intervento si è concluso oltre la mezzanotte. La coppia, ha spiegato il soccorso alpino, aveva tratto le informazioni su percorsi e orari esclusivamente dai social, senza portare con sé alcuna cartina né approfondire quanto appreso, ritrovandosi poi a dover fare i conti con notizie insufficienti e tempistiche non adeguate ai propri ritmi. Da qui l'invito a non limitarsi alle informazioni prese su internet e a non fare totale affidamento sulle tracce GPS scaricate online, meglio valutare bene le proprie capacità, preparazione ed esperienza. Ferito un motociclista che ieri sera attorno alle 21:30 è uscito di strada a Foen, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto i sanitari dell'ospedale di Feltre. Sulle cause dell'incidente, totalmente autonomo, dovranno fare chiarezza i carabinieri. Veniamo ora ai dati della pandemia. Prosegue l'aumento dei nuovi casi, 1269 gli attualmente positivi in provincia di Belluno, 738 i contagi rilevati nell'ultima settimana, 328 in più rispetto alla settimana precedente. Tasso di incidenza settimanale a quota 370 casi ogni 100.000 abitanti, sovrapponibile al dato nazionale di 371 su 100.000. Sul fronte dei ricoveri sono al momento in cura negli ospedali del territorio 17 pazienti Covid, 15 in area non critica, di cui 12 per ragioni non direttamente collegate al virus, 2 in ospedale di comunità. Incognita Covid che pesa anche sul mondo della scuola. Al via da domani infatti gli esami di maturità con la prima delle due prove scritte. 1.500 gli studenti coinvolti in provincia di Belluno, già una decina i commissari d'esame interni sostituiti al momento dell'insediamento della commissione. In caso di contagio tra gli studenti sarebbero previste delle prove suppletive il 6 e il 7 luglio. Passiamo allo sport. 2 medaglie bellunesi ai campionati italiani di atletica categoria allievi. Nelle gare disputate nel fine settimana all'Arena Gianni Barrera di Milano, Chiara Pedol ha conquistato il bronzo nei 1500 metri, argento invece per Camilla De Paoli del salto in alto. Calcio, Fabio Zanetti è il nuovo allenatore degli allievi elite della Dolomiti Bellunesi, classe 1965, arriva dagli under 17 della Liventina. Nel suo passato anche diverse esperienze all'estero, in Olanda e in Inghilterra. Tra il 2009 e il 2016 è stato inoltre responsabile del settore giovanile di Vit San Giacomo e Vittorio Falmec, oltre ad aver allenato in prima squadra all'Opitergina, al Liapiave, al Ponzano e al Fontana Fredda. E sempre per quanto riguarda il calcio, conclusa un accordo tra le parti la controversia tra il Longarone Alpina e il comune di Longarone sull'utilizzo dello stadio. La squadra, neopromossa in promozione, giocherà nell'impianto sportivo comunale fino al 2025, dopo la proroga della convenzione già in essere. Risolte dunque le incomprensioni sorte negli ultimi mesi, come ha spiegato lo stesso sindaco di Longarone Roberto Padrin in una conferenza stampa congiunta assieme al presidente del Longarone Alpina Carlo Giuliana. Giuliana, che proprio in occasione della conferenza stampa ha anche annunciato un imminente amichevole con l'Udinese nell'ambito della preparazione estiva della formazione che presiede. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.